vittoria consecutiva per l'Academy Palermo Calcio dopo il 0-4 nello scorso turno. Siamo qui con il tecnico Davide Santalucia. Le chiedo un pensiero sulla vittoria di oggi. Oggi una vittoria importante, una vittoria voluta, condita da una bellissima prestazione. Tantissime sono state le occasioni che abbiamo creato, una partita che comunque alla fine, visto il risultato, sembrerebbe una partita, sai, di quelle giocate fino all'ultimo. Sì, è merito del Villabate che siamo arrivati alla fine a giocarci la partita fino all'ultimo secondo, merito loro. Però devo dire che noi abbiamo avuto tantissime occasioni per chiudere prima la partita, abbiamo sbagliato 2 calci di rigore, ma quello che conta oggi, secondo me, al di là del risultato e dei 3 punti che ci fanno bene al morale, alla classifica, secondo me la prestazione è quella che oggi conta. È stata una grandissima prestazione da parte di tutti i miei ragazzi, un gruppo che ci crede, che migliora giorno dopo giorno, deve migliorare ancora tantissime cose perché è un gruppo, come ho detto tante volte, è nato quest'anno gran parte, se non quasi tutto, e soprattutto deve fare tanta esperienza perché è un gruppo che fino all'anno scorso faceva il campionato Under 14, adesso si è trovato catapultato nell'elite e in questo momento, soprattutto nelle prime 2 partite, abbiamo pagato sicuramente questo. Però le prestazioni ci sono state fin dall'inizio, dalla prima giornata, ed è sempre un crescendo. Oggi penso che tutti abbiano visto quello che sappiamo fare in campo e quello che sanno fare soprattutto i ragazzi, che va un grande applauso da parte mia perché lavorano sodo durante la settimana, tutto quello che viene provato in settimana poi riportano in campo, ci manca solo quel pizzico di esperienza. Oggi 2 calci di rigore, sul primo è andato Baglione, sul secondo Ganci. Le chiedo una sua scelta, quella di non fare calciare nuovamente Baglione o magari del ragazzo? No, è stata una mia scelta, tutte e 2 sono rigoristi, il primo rigorista è Baglione, il secondo è Ganci. Ho scelto perché il ragazzo, anche se già aveva fatto i 2 gol, aveva sbagliato il rigore e quindi ho dato una possibilità a Ganci. Devo dire che ha tirato bene, è stato bravo il portiere che è del Villabate, a cui faccio i complimenti perché è stato sicuro, bravo nel rigore ma sicuro, determinante anche durante la partita, e quindi alla fine sono stati 2 episodi fortunati dove nel secondo devo dire c'è stata la bravura del portiere. Adesso invece parliamo del prossimo incontro. Si affronta il Trapani, una sfida veramente molto importante, il blasone della squadra lo conosciamo. Un pensiero sulla gara? Ma guarda, noi andiamo in tutti i campi per fare la prestazione come prima cosa. Ovviamente attraverso la prestazione vogliamo arrivare alla vittoria, però quella che conta è sempre, io lo dico sempre a questa età, è sempre quello che conta la prestazione di squadra, la prestazione dei singoli. Lì troveremo, da quello che mi dicono, una squadra forte, ma io credo che noi non siamo meno a nessuno, noi paghiamo in questo momento l'inesperienza in questi campionati. Poi per il resto devo dirti che noi andiamo in tutti i campi per vincere e per fare nostra la gara. Sicuramente sarà dura, però ci crediamo e dobbiamo crederci fino alla fine e giocarci la partita per come sappiamo fare.